300 grazie a tutti voi che siete qua. Noi siamo qua per voi. Ecco, qua c'è già un sacco di gente che ci sta rispondendo con il chattare. Ecco, quindi approfitto per darvi subito le indicazioni per chi non è abituato a Zoom. La prima cosa che dovete fare è cliccate qua su oratore, così vedete sempre noi. Non attivate il vostro microfono e se volete parlare, dovete parlare, usate questo strumento chattare, cliccate qua e vi si apre questa scritta dove potete scrivere e io cercherò di rispondere a tutti, anche se questa sera prevedo un record di partecipanti. Questa pietra spaccata appiccica di brutto e evidentemente interessa molto. D'altra parte la pietra spaccata oramai lo sapete fare, sono 2012, 9 anni. Vedo sul nostro gruppo foto in continuazione di pietra spaccata. Io dico, tutti la sapete fare. Però si vede che siete qua perché volete conoscere qualche trucco. E oggi vi faremo vedere qualche trucco. Per l'occasione ho chiamato qua Daniele. Vieni Daniele, ecco qua. Forse qualcuno di voi lo conosce, lui ci frequenta da tanto tempo. Con lui abbiamo fatto le creazioni collettive, che sono questi incontri che facevamo una volta quando potevamo abbracciarci, dove loro si esprimevano, no? E in questo modo che cosa succede? Che esprimendosi ci davano delle idee di suggerimenti. Una di queste è stata la pietra spaccata. Quindi adesso andiamo di là e vi facciamo vedere questa famosa pietra spaccata. Questa qua addirittura è sotto ipervetro ed è questa qua. E adesso io e Daniele andiamo nell'altra parte dell'azienda a farvela vedere dal vivo, così vi facciamo vedere dove vogliamo arrivare. Daniele, io voglio che intanto che andiamo di là, davanti tu, mi ricordi qual è la prima pietra spaccata che hai fatto? La prima, diciamo, ufficiosa, ho fatto un bagno a Milano. Scusa, guarda questa, scusa, no, perché qua siamo pieni di pietre spaccate, ne abbiamo questa qua, tinta, diciamo, commestibile, giù ne abbiamo una blu bellissima, e poi adesso andiamo a questa qui. Quindi diciamo che ho fatto il primo bagno in pietra spaccata, e lo facevo ancora inizialmente con spirito libero, ti ricordi? Sì. Poi abbiamo fatto una pietra spaccata qua in una creazione collettiva. Sì, che è Spirito Romano, quella con il 2AM. Certo. E poi dopo siamo andati a Piacenza. E poi c'è stata Piacenza 2012 che abbiamo fatto il botto, bellissimo evento, e dopo da lì e siamo arrivati qua. Hai voluto elaborare un po' di pinture. Allora, guardiamo questa parete, no? Questa è una parete che è lunga, direi, 10 metri. Ci siamo messi qua a farla e vi faccio notare subito il trucco che abbiamo fatto qua. Abbiamo fatto delle vene larghe e strette, vedete anche queste qua strette, perché il concetto che noi andiamo ripetendo da sempre è che una pietra, quando noi la spacchiamo, non abbiamo mai un disegno regolare. Quindi avremo una vena più grande, una vena più piccola, un pochino più storta, un pochino più dritta, mai un disegno regolare. Poi dopo abbiamo cominciato a colorarlo e vedete che abbiamo mescolato un po' di questo arancio bellissimo col bianco e è venuta fuori questa meraviglia che tutte le volte veniamo qua e la facciamo vedere a tutti i clienti. L'abbiamo finita con vetro, come vedete è bellissima, sicuramente
Se volete fare una doccia va bene anche con vetro, ma naturalmente sapete che oggi abbiamo ipervetro a disposizione anche per quella necessità. Bene, quindi questa è la nostra lunga storia. La parete è importante, impressionante, volevo farvela vedere. Possiamo tornare a... Andiamo a creare le altre. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Ecco, quello che cerchiamo di fare oggi è proprio di duplicare quell'effetto lì, quindi quella pietra lì con queste vene un po' larghe, un po' strette, che è uno dei segreti che vi raccontiamo oggi. Bravo il nostro cameraman che apre le porte. Eccoci qua, siamo tornati. Ma tanto voi ci avete seguito, quindi eravamo tutti insieme. Molto bene. Perfetto. Bene, a questo punto direi che possiamo cominciare, giusto? Sì. Perfetto, allora ci appoggiamo su di te, Paolo, ci fai vedere a stendere questa pietra spaccata, istinto, e poi dopo passo la palla. La venatura. Vai. Io una cosa che volevo far vedere prima di partire, spatola dentata. Quindi questa spatola nasce appositamente per istinto. Istinto ha un consumo più o meno di 2 kg a metro quadro, quindi il vantaggio di utilizzare questa spatola qual è? Avendo questa dentatura si riesce a calibrare lo spessore giusto e soprattutto poi in modo molto semplice, avendo uno spessore perfetto, con questa parte stondata andiamo a togliere, a cancellare questa ligatura, mantenendo questo consumo e uniformando il prodotto su tutta quanta la parete. Prima cosa da fare ovviamente è sempre primus naturale, in questo caso ovviamente lo ripeto sempre, ogni parete può richiedere la sua preparazione, quindi la Graisan parte sempre da primus naturale e adesso prenderò istinto bianco, quindi non lo vado a colorare e inizio a stendere il prodotto, ovviamente utilizzando la parte con la dentatura. Quindi con questa inclinazione si dà il carico giusto. Ecco, io intanto che Paolo spatola, vedo i vostri saluti e naturalmente vi ringrazio. Adesso siamo in 422, quindi ribadisco 422 grazie. Ti saluta Flavio. Ciao Flavio. Ho visto Franco Marsili che litigava con la sua tastiera, ma adesso è riuscito a scrivere. Luigi Stein. C'è Giuseppe Foggetta collegato, bravo. Ecco una domanda: su una parete con irregolarità è meglio dare 1 o 2 mani di rasatura di stucco prima? Beh, ovviamente più la parete è liscia sotto meglio è, però siccome istinto è un prodotto corposo, è un prodotto che ci vogliono 2 kg al metro quadro, se ci sono delle leggere asperità, ecco che le nasconde. Stucco a gesso o cemento, mi dice sotto. Normalmente tutte le finiture che ci sono sotto vanno bene, poi dopo andiamo su col primer e siamo a posto. Ecco qua vedete che la
abbiamo queste rigature che determinano lo spessore corretto, quindi noi in questo modo sappiamo che stiamo dando la giusta quantità di materiale. Dopo ripasseremo la spatola e lo lisciamo. Questo, diciamo, è la premessa per tutte le applicazioni di istinto. Scusatemi se mi ripeto e dico cose che voi ovviamente sapete già, però magari ci fosse qualcuno che non sa, diamo queste indicazioni. Quindi pietra zeno, pietra levigata, questo è sempre il sistema, cioè creiamo questa base. Adesso stai già lisciando, Paolo? E dopo lisci? Perfetto. Sì, sempre dopo la gessatura il primer. Sì, scusami, non ci siamo spiegati bene. Massimiliano Valente dice: Giorgio è bellissimo in poltrona. Sì, io, guarda, continuo a dirlo. È vero che incrociarsi e fare le riunioni di persona è sempre bello, però alle 7 di sera a casa, magari con uno spritz di fianco, vedere noi che lavoriamo, insomma, dai, è una bella soddisfazione. Allora, io nei bagni uso uno stucco biogesso che era col più indicato per ambienti umidi. Allora, noi delle preparazioni non è che ci intendiamo tanto, è ovvio che ci sono aziende che sono specifiche per fare le rasature, quindi riferitevi a loro più che a noi. Noi diamo il primer, sopra quello andiamo benissimo. Poi qualcuno mi dice che la pietra spaccata su una parete irregolare è più bella, anche questa è una bella idea. Istinto è già pronto all'uso? Assolutamente sì. Lorenzo ci ringrazia per l'assistenza. Lo dico a tutti, quando avete bisogno di noi, qui abbiamo un servizio digital, quindi quando volete ci chiamate, dopo vi do il numero e vi organizziamo anche delle lezioni dal vivo, ma poi dopo Paolo vi spiega. Da Palinuro ti cercano sempre, Paolo, va bene. Mi fai bravo. Ah, ma poi un abbraccio forte, va bene. Dopo aver fatto i colori, il vetro lo passa prima. Questo lo vediamo dopo. Bisogna sempre frullare prima istinto, beh, il giorno prima, poi lo lasci lì a riposare e poi lo puoi applicare. Qua sotto Daniele ha messo il numero di telefono della nostra assistenza, chiamate qua e vi assistiamo anche con delle lezioni one-to-one, cioè Paolo sarà a vostra disposizione per un'ora per spiegarvi tutto. Poi corsi di aggiornamento e mi chiedono se sono a pagamento. Guarda, direi che oggi è un filino prematuro parlare di corsi, perché qua guardiamo sempre la televisione e ci preoccupiamo più che altro delle contaminazioni. Quando sarà il momento ci penseremo. Allora, qui andiamo un attimo in parete, qui abbiamo tutte queste belle righe che abbiamo fatto che determinano il giusto spessore. Adesso Paolo con l'altro lato della spatola tira liscio il muro e la superficie. Un altro trucco sicuramente ti può tornare utile è proprio questo lavoro già in obliquo, dove magari queste eccedenze ti possono poi aiutare a seguire un certo disegno della pietra. Ottima indicazione. Sì, oggi cercheremo di darvi appunto qualche trucchetto che nei tutorial non siamo riusciti a raccontare e anche qualcosa che poi strada facendo abbiamo anche imparato anche noi. Se voi avete qualcosa da insegnarci, non vi trattenete, vi ascoltiamo, siamo qua a sentire i vostri suggerimenti. Quindi
Vediamo questi altri messaggi, Francesco, fammi vedere. Allora, l'istinto anche lui si schiarisce quando asciuga, certo, perché vi ricordo, l'istinto è un prodotto totalmente contenente calce, polveri di marmo e minerali, e quindi totalmente naturale. C'è una percentuale di resina al suo interno che è ridicola, ed è sicuramente uno dei prodotti più naturali che ci sono in commercio. Ma quanto è buono il profumo che emana istinto, ti dà la giusta creatività. Bella Giuseppe, mi piace. Che tipo di primer? Il nostro Primus naturale si chiama, è un Primus che ha dentro la giusta quantità di materiale per dargli presa, in modo che istinto faccia adesione con la parete. Perché istinto sta attaccato al muro, non perché ha la resina, come tutte le pitture normali, ma perché ha dentro il vostro braccio che lo schiaccia dentro. Con la forza del braccio e la carbonatazione lui si pietrifica ed abbiamo quell'effetto marmo. Bene, allora è arrivato il momento clou, momento del disegno, quindi adesso lo strumento è questo, glielo facciamo fare a Daniele, perché è lui che ha fatto quella parete di là, quindi gli lasciamo l'onore di fare questa lavorazione. Ecco. No, adesso arrivo. Sì, qui c'è una domanda su una parete da 8 metri. Sì, se c'hai la temperatura adatta puoi estendere tutto, altrimenti no, questo lo vedi tu. L'istinto può essere colorato, certo. Bianco si lavora meglio. Colorato con gioia glielo dai dopo. Adesso ti facciamo vedere comunque. Poi 25 messaggi ci sono, mamma mia quanti siamo, bellissimo. Allora dai Paolo, spiegaci tu cosa volevi raccontare. No, diciamo che il fatto, proprio come dicevi poc'anzi tu, di creare questa irregolarità di venature più grandi, venature più piccole, che si intrecciano in questo modo, non fanno nient'altro che rendere sempre più veritiera l'effetto di una pietra spaccata. Poi sicuramente ognuno di noi avrà anche il proprio modo di creare la venatura. Diciamo che lo standard per avere questo effetto molto simile è proprio questo, quindi venature imperiose e di fianco venature meno imperiose. E poi, come dice il prodotto, segui il tuo istinto. Bella questa Paolo, bravo. Allora, il concetto comunque che c'è dietro, che lo diciamo da sempre, quando trattiamo di una pietra spaccata, trattiamo di un prodotto naturale, quindi il concetto è proprio di rompere in due una pietra e troviamo delle vene. Sono vene che non sono mai regolari perché è natura, quindi il bello di fare una parete così è proprio quella che c'è un disegno che non ha nessuna ripetitività. Queste vene grosse, vene strette. Poi quando avete finito di fare il vostro disegno, fate sempre un passettino indietro, guardate il lavoro che avete fatto e notate se c'è qualcosa che non vi piace, intervenite. Vi ricordo, Paolo, poi faglielo vedere, se uno ha sbagliato qualcosa cosa fa a questo punto? Sulla venatura posso prendere Esatto. materiale, adesso scusami Daniele se ti rovino un qualcosa, ma quindi in modo mettiamo molto... che quella vena lì non ci piace, no? Noi andiamo... Questa, Dani? Sì. Ok? Facciamo vedere cosa possiamo fare. Questo rimane lavorabile, quindi io posso riprendere materiale, cancellare questa venatura, la vado a ricompattare e poi, maestro, a te l'attrezzino. Vuoi che ti tolgo quella o ti va bene?
Grande. Quindi diciamo che il disegno può essere comunque ritoccato finché ovviamente il prodotto rimane lavorabile. Daniele, sei proprio bravo. Si può fare anche in verticale? Assolutamente sì, c'è anche Sì. una bella foto sul catalogo. Poi, prima di partire con il tappetino, spruzzo sempre l'acqua. Non serve l'acqua, in questo caso non serve. Approfitto per dirvi che va bene usare lo spruzzino, ma non abusatene. Cioè, lo spruzzino è un po' una droga. Quando uno comincia ad usarlo, poi tende ad esagerare. Non va benissimo con la calce, bisogna dare il minimo indispensabile. È arrivato Alin Balmus tra noi, bravo. Un abbraccio dalla decoration. Pasquale Una parete Morra. grande, mi si secca un po', posso bagnare. Quello che ho detto prima, in questa fase bagnare non è il caso, casomai dategli su un po' di prodotto ancora fresco. Allora, cos'è più lavabile? È più lavabile il vetro o la cera? È più lavabile il vetro. Su una scala io metterei il vetro, non la cera. Cosa sta usando per creare le venature il nostro strumento? Facci vedere. Vogliono vedere la lavorazione di lato, Fabio. Ecco. Ecco, faccio... Oppure sulla vena grande. Sì, fa anche due disegni diversi che ci sta bene. Allora, infatti, fammi dire una cosa. Lui qua dove schiaccia così fa una... Anche qua differenziamo, no? Quindi qui la vena così tamponata ha una certa lavorazione. Qui la vena strisciata ha un'altra lavorazione. Questo è qualcosa di buono perché questo resta nella famosa pietra. La fase di naturale. compattatura poi viene ancora più bella. Viene ancora più bella, esatto. Ecco, altra cosa che faccio notare. Qui è piuttosto piena, l'abbiamo riempita, no? Quando poi la andiamo a schiacciare, naturalmente qualcosa si cancellerà e quindi diventa più simile a quello che abbiamo visto prima. Basta, direi che su questo abbiamo fatto vedere questo sistema applicativo che è fondamentale per avere un buon risultato. Adesso dobbiamo aspettare che il prodotto si asciughi un po' per poterlo andare a compattare. Insomma, lo sapete, non è una novità, ma per chi non sapesse, l'istinto deve tirare un po', noi diciamo in gergo, e poi dopo andremo a schiacciarlo. Per non perdere tempo, noi adesso vi facciamo un'altra piccolissima dimostrazione e vi parliamo di un altro prodotto, intanto che lui asciuga. Questo prodotto si chiama Minimal Cotton, è un prodotto che abbiamo rilanciato l'anno scorso. Questo è l'effetto. Questo è un prodotto invece acrilico, si applica con un pennello, semplicissima l'applicazione. Abbiamo scelto di farlo vedere oggi perché ci metteremo poco tempo, il tempo giusto per poi seguire il discorso con pietra spaccata. E questo prodotto può essere applicato nella versione wall con un'applicazione mescolata, invece cotton con un'applicazione verticale che adesso vi facciamo vedere. Tanto che Paolo prepara materiale, vi faccio vedere un attimino il catalogo. Questo è il nostro catalogo di Minimal che abbiamo appena rinnovato. C'è la versione verticale e la versione casuale che sarebbe il cotton e il wool. Ci sono delle bellissime foto che come sempre vi aiutano nelle vendite. E abbiamo poi la solita nostra
gamma cromatica, 169 colori. Qui abbiamo il catalogo panorama per gli intenditori. Qui anche qua abbiamo tutti i nostri colori. Con questo catalogo in mano potete solo che vendere. E poi abbiamo anche fatto uno zaino di Minimal dove ci sono dentro 16 piastrelle. Se lo volete lo trovate in vendita online sul nostro sito insieme allo zaino 2019 che contiene anche questo 16 piastrelle. Questo è lo zaino 2020 che a vostra richiesta l'abbiamo fatto con il trolley, quindi voi quando andate dai vostri clienti vi presentate così, solo per questo dovete aumentare il prezzo di almeno 5 euro al metro quadro, quindi è uno spettacolo. Va bene, allora Paolo, vai. Minimal ha, è una delle sue potenze, è proprio il fatto di poterlo accoppiare per esempio ad una pietra spaccata, quindi la testata fatta con la pietra spaccata, le pareti laterali con un prodotto che non è invadente, prodotto di finitura completamente opaca, prodotto che viene applicato con questo pennello marchiato Giorgio Graisa, che è un pennello setola sintetica. Dopodiché, ovviamente, come sempre, parte tutto dal primus, che in questo caso è il primus sabbia. Primus più fine, applicato a rullo. Ovviamente anche qua, se la parete richiede la preparazione idonea per ogni parete. Se nel caso la parete è pronta, direttamente sopra con il primus sabbia, in un modo molto semplice andiamo a creare questo effetto di minimal cotton. Quindi anziché fare pennellate casuali, non faccio nient'altro che stendere il prodotto dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Insomma, basta che sia una tirata unica. Una delle cose importanti è far rimanere il pennello attaccato alla parete in modo tale da tirar fuori questa tramatura che cade. 2 mani per completare il prodotto, anche se poi in realtà, da quello che potete già vedere, il prodotto ha una copertura pazzesca, quindi già a una mano può risultare un prodotto finito. Sicuramente la seconda mano gli dona quel tocco in più, quindi lo rende sicuramente più pieno nel suo effetto, sempre mantenendo questo disegno. Il prodotto quando asciuga non rimane alterato, quindi bene o male la tinta che vedete quando è bagnato sarà quella che ufficialmente verrà fuori. Colori disponibili, ovviamente tutta la gamma dei nostri colori, quindi tutti i colori che vengono ripetuti su tutti i nostri prodotti. Quindi se uno volesse avere minimal di base bianca, non fa nient'altro che prendere il prodotto neutro, non va assolutamente diluito, quindi è pronto all'uso e otterrà una finitura bianca. Non sarà un bianco candido come una pittura, ma avrà comunque un suo bianco. Ok, questa è la prima mano, ovviamente deve ancora asciugare. Quando il prodotto poi asciuga inizia a tirar fuori questo effetto e come vi dicevo prima il prodotto rimane completo a una mano, quindi se uno gli piace questo effetto finale lo può lasciare in questo modo. Sicuramente la seconda mano può andare a riempire alcune zone che magari qualcuno ritiene un po' vuote e quindi questa seconda mano lo va ad arricchire. Si fa allo stesso identico modo. Io poi adesso mentre lavorerò vi faccio vedere una lavorazione, un modo per non lasciare quella cosiddetta battitura, visto che qua il lavoro è abbastanza semplice perché sono su un pannello, quindi l'ampiezza del braccio è molto corta, la parete sicuramente è molto più lunga e in poche parole che cosa vi voglio far vedere? Questo. Allora, quando vado a lavorare prima e seconda mano, ovviamente sempre bisogna far cadere la pennellata in l'unico verso, quindi in questo caso dall'alto verso il basso.
Ovviamente io adesso in parete dovrei avere la continuazione. Quindi che cosa vi voglio far vedere? Che se voi lavorate in questo modo, quindi lavorando in questo modo col pennello 90, che cosa succede? Questo, viene fuori questa battitura. Per non fare questo errore è molto semplice. Io innanzitutto lavoro col pennello in questo modo, adesso cancello quello, quindi se io adesso dovessi continuare qua, parto e pam, e poi mi vado ad appoggiare, quindi evito questo, ma bensì faccio questo, lavoro qua. Pam, pam, e continui. Questo lavoro lo fate su tutta quanta la parete. Problematiche disgiunte né nella prima né nella seconda mano non hanno motivo di esistere proprio per la struttura del disegno, in questo caso di Minimal Cotton. Bravo Paolo. Allora, Minimal ha come caratteristica importantissima la facilità di applicazione. Fate un sacco di metri in un giorno, è una tinta unita con del carisma. A me piace molto per questo, l'ho usata anche molto a casa mia, perché è una tinta unita, ma dice qualcosa, cioè ti attrae e ti fa sentire che hai messo qualcosa di importante, non una normale idropittura. Molto consigliabile. Tu la usi, vero Daniele? Sì, sì, tantissimo. Al posto della classica pittura. Bravo, infatti è quello. Sì. Poi madreperlato. Sì, non è una tinta unita normale, ma c'è questo senso di madreperla, oltre che questo filo verticale molto carino. Va bene, torniamo alla ragione per cui siamo qua. Segui il tuo istinto che sta ancora tirando, un po' prestino, giusto? Rispondiamo a qualche domanda. Quindi, quando fa molto caldo, magari mi si asciuga, certo, la temperatura incide, quindi tu puoi decidere se fare in fretta o meno, quindi fai 2 pareti o 3 o 4 o una, dipende dalla temperatura che c'è. Poi, quanto il tempo di essiccazione, allora adesso lo vedete, noi qua dopo quarto d'ora, 20 minuti andremo a schiacciare. Poi, ho rischio di creare pezze? No, assolutamente. Se fai come abbiamo fatto vedere noi, assolutamente no. Non so se stai parlando di minimo o di istinto, ma in entrambi i casi no. Che attrezzo stai usando? L'abbiamo fatto vedere il nostro tappeto erboso, lo chiamiamo. Che garanzie date in un bagno, in una doccia? Allora, ipervetro, l'abbiamo detto 100 volte, lo diciamo ancora oggi, chiude completamente. Quindi se voi sigillate bene intorno ai rubinetti e sul piatto doccia, ipervetro è eterno. Tempi di lucidatura sono sempre uguali, dipende dall'acqua, scusami, dalla temperatura. L'acqua distillata no, non è sbagliato, però ripeto, è importante che non dare troppa acqua. Poi... Non mi piace Paolo, riprendila tu per favore. Vabbè, non vale fare gli spiritosi, siamo qua per lavorare. Quindi... meglio senza dentate, dici, perché dai più profondità alla venatura, beh, quella poi è un'altra scelta. Ripeto, i vostri consigli sono benvenuti. Poi tempiste di asciugatura, adesso ve lo facciamo vedere. Alcune zone non sono state lavorate bene con gioia, posso ripassarlo? Assolutamente sì, adesso ti facciamo vedere, anche sono passati mesi dalla posa, certo. Ecco, dice, durante il periodo estivo fa troppo caldo e quindi non si fa tempo a finire una parete, fai mezza parete. Comunque se vuoi dargli l'acqua, dagliela, però non è, se dobbiamo dire date tanta acqua, no, perché il prodotto a calce non ama l'acqua. Quindi diamo il minimo indispensabile per fare il lavoro nel modo corretto. Massimo Gallo ti fa i complimenti. Ciao Massimo. Tecnicamente quanto bisogna aspettare dipende dalla temperatura, ma adesso te lo facciamo vedere.
Sopra la cera non puoi dare vetro, perché la cera è idrorepellente, quindi devi prima togliere la cera e poi dopo vai con vetro. Il primus sabbia può andare bene, non benissimo, è molto meglio il primus naturale. È possibile avere un campione di minimal cotton? Assolutamente sì, chiedilo al tuo rivenditore o al tuo agente di zona. Quanto devo farla pagare al metro? Dunque, noi abbiamo qui una tabellina. Per quanto riguarda minimal, suggeriamo una mano 15 euro, due mani 18 euro. Per quanto riguarda la pietra spaccata colorata, noi diciamo che lo vendiamo a corpo, quindi spariamo un prezzo di 1.000 euro per una parete. Poi dopo voi ve la giocate. Tu cosa fai di solito, Daniele, per i prezzi di una parete, una pietra così? Se bianca con la cera sta sulle 50. Al metro? Sì, al metro. Non fai a corpo tu? No, io vado al metro. Quindi sono 12 metri, sono 600 euro. 600. E se è una colorata come questa? Una colorata dipende quanti colori chiedono. Se ci va oro, comunque un millino ci va. Più o meno sì. Esatto, quello che diciamo qua. Poi esiste un trolley con tutti? No, però qui c'è una raccolta molto importante, è il trolley del 2020. Qual è il sito per ordinare il trolley? È il nostro sito. Adesso poi qui dice fili di seta minima, qui siamo rimasti lì, quindi minimal è molto molto più fine di fili di seta, quindi fili di seta ti dà un bel disegno, lo vedi molto perlescente. Questo qui invece è minimal, cioè di nome e di fatto c'è questo disegno molto semplice. È quasi completamente opaca, mentre fili di seta è piuttosto perlescente. Ecco qua Giuseppe dice che ci sono i due zaini, raccolgono tutte le finiture. Minimal va diluito? No. Si può colorare il fondo se vuoi, ma non serve perché minimal è molto coprente. È lavabile? Sì, è lavabile come una pittura lavabile, ragazzi, perché qui sul concetto di lavabilità dobbiamo fare un collegamento zoom di quelli lunghi, perché la vera lavabilità noi la diamo, lo scriviamo, lo certifichiamo ogni volta che diamo vetro sopra tutte le superfici. Se non c'è vetro, stiamo sempre parlando di una lavabilità che dipende da chi lava. Poi il primo si aggrappa su sportelli, sì, ne abbiamo fatti tanti e questi pannelli sono di legno, quindi assolutamente. Minimal non ci sono problemi di giunte, assolutamente no. Le attaccature non si vedono, vedi, eh? Come facciamo dall'alto al basso? Te l'ha fatto vedere Paolo come facciamo dall'alto al basso, perché fai il primo pezzo, poi sul secondo sfumi con il pennello piegato. No, ho fatto una scala molto molto alta. Ah sì, l'abbiamo, sì. E non c'è nessun segno. Allora, a base di calce, allora ho detto, minimal è un acrilico? No, mentre istinto assolutamente sì. Si possono aggiungere i glitter certamente, minimal bianco è stupendo, lo faccio a incrocio. Ecco, vedi, questo è un altro modo di applicare, grazie per il consiglio. In parete quindi si sta col pennello dalla parete per scendere dalla scala si vede l'attaccatura. No, se dopo quando tu riprendi usi il pennello inclinato. Si può lasciare una mano, sì. Abbiamo detto, bisogna pettinarla. Ecco, beh, il concetto di pettinarla è giusto, è bello, mi piace. Il prezzo l'ho appena detto. L'ho fatto con una scopa semi-rigida. Beh, questo è meraviglioso. Questa è la famosa applicazione a scopa. Così intanto che uno applica, scopa. È bellissimo, mi piace. Proveremo settimana avventura. Bravo Paolo, ci hai fatto ridere. Poi dopo, i costi l'abbiamo detto. Poi listino prezzi da trovare e consultare. Chiama il tuo agente, fatti aiutare. Giunture l'abbiamo già detto, no. Tutti hanno il problema della giuntura. Con minima giunture 0. Con fili di seta giunture 0. Con gioia giunture 0. Tranquille. Se istinto strappa, come bisogna fare per recuperare la persona? Ma quando strappa istinto? Io non ho mai visto istinto strappare. Adesso vediamo. Allora, ancora aggiunte.
Allora, come facciamo a capire se istinto è pronto a essere schiacciato? È pronto istinto? È cotto, ragazzi? Allora, adesso fateci vedere, spiegateci che adesso torniamo su istinto. Come fate a dire che istinto è pronto per essere schiacciato? Uno dei modi che utilizzo è il touch, quindi tocco sempre quando capisco che non ho nessun residuo di materiale sulla mano e ovviamente il prodotto è ben consolidato nella parete, quindi lo tocco, non mi sporco, a questo punto vado a diciamo schiacciare. Poi adesso Daniele ci farà vedere qualche trucco ancora in più per rendere ancora più bella questa parte che rimarrà molto liscia e poi farà vedere il modo in cui va a incassare la venatura. Quindi prego Daniele, lo spruzzino è qua. Tieni. Ecco, questo è il momento in cui diamo una piccola spruzzata per andare a lisciare. Questo è un piccolo trucco che io uso indipendentemente dai metri, pochi, tanti, temperature, 35 gradi, 12 gradi. Ovvio, se siete in inverno, fate una parete di 12 metri, avete tempo. Toccate, come ha fatto vedere Paolo, e avete tutti i tempi che volete. In estate l'asciugatura è un po' più veloce, come in questo caso. Allora, vi potete aiutare con lo spruzzino, poca acqua. L'acqua io la uso solo per fare una camera d'aria tra la spatola e la calce, appunto per l'applicatore che poc'anzi ha detto perché mi strappa. Mi strappa perché se io adesso vado con la spatola a secco, faccio così, vedi? Strappa. Se io invece bagno, creo una camera d'aria, la spatola scivola. Ho strappato, posso risistemare e mi creo la parte liscia. Questo è uno dei trucchi per fare la pietra nelle parti lisce. Bagnate. Se voi usate questo trucchetto, avete tutto il tempo per gestire la parete senza correre, spaventarvi che magari vi asciuga, non vi asciuga. Date una prima mano così, usate sempre poca acqua. E cominciate a creare l'effetto. In questo caso può capitare che vi restano le righe della spatola precedente. Non vi spaventate, bagnate un pochetto, passate la spatola, la riga non c'è più. Dopo lavori con tutta la tranquillità di questo mondo. Sì, sì. Quindi tu prima schiacci le parti che vuoi lisce, giusto? A me piace la pietra spaccata, cioè per me la pietra spaccata deve avere il senso di una pietra presa da una cava, levigata, quindi deve essere liscia. Poi la cresta ci sta nella parte grossa, però la parete deve essere liscia. Quindi io uso questo trucchetto che mi aiuta tantissimo durante le lavorazioni. Una cosa che ho dimenticato di dire è che questo lavoro che sta facendo Daniele in qualche modo loro lo possono prenotare con me, quindi con una video lezione diciamo si può fare un'oretta di lavoro in modo tale che in quest'oretta possiamo ripassare, per esempio in questo caso proprio con l'argomento di pietra spaccata, che tra l'altro è uno degli argomenti più gettonati che ho durante queste video lezioni. Il servizio che offriamo è questo centro di consulenze digitali dove su questo numero che è il 337 14 10
335 potete diciamo concordare la vostra lezione con il vostro orario che vi viene più consono e ovviamente il giorno. Dal lunedì al venerdì ci sono 2 possibilità di orario alla mattina, che sono 9:30, 10:30 o 11:30, mezzogiorno e mezzo, e 2 possibilità al pomeriggio, 2:30, 15:30, 16:30, 17:30. Quindi in quest'oretta possiamo parlare, soprattutto vi dimostro la parte applicativa di tutto quello che è poi il mondo delle pitture Greiser. Quindi sicuramente sarà un ottimo servizio e quindi approfittatene pure, anche perché, come diceva prima Giorgio, è tutto gratuito. Questo è Teo, colui che prenderà appunto le vostre chiamate per organizzare le lezioni. Qui siamo io e Andrea, i 2 tecnici della Greiser, mentre qua c'è Mona, una ragazza che ovviamente è dipendente Greiser, ma lavora in un'altra sede Greiser, cioè lavora nello showroom di Giorgio Greiser che si trova in via Pisani a Milano. Quindi, essendo anche un interior designer, che cosa vi può fare sia dal vivo o tramite web, come stiamo facendo in questo caso, farvi fare un tour panoramico di quello che è lo showroom in via Pisani. Quindi potete vedere tutte le finiture presenti, coinvolgere sempre di più il vostro cliente facendogli vedere proprio dal vivo o tramite web tutto quello che è nelle possibilità di scelta di quello che ovviamente è rappresentato nello showroom di Milano. Ovviamente lo showroom è sempre in continuo aggiornamento proprio per dare modo a tutti di vedere quello che poi magari è il trend di quel momento, di quel tipico colore o di quel prodotto, cioè tutto quello che la Greiser fa, tutto ovviamente gratuito. Hai fatto una bella pubblicità a te stesso, bravo. Vero? Sì, Grazie. ti offro lo spazio pubblicitario. Allora, adesso hai lisciato le parti che vuoi fare lisce, che ti chiedi aiuto. Adesso cosa fai? Adesso aspetto almeno un quarto d'ora, 15-20 minuti, sempre indipendentemente dalla temperatura esterna. Poi, per come la faccio io liscia, gli do senza acqua un'altra spatolata in mezzo e dopo un altro quarto d'ora liscio e cresta e comincio dolcemente a creare il disegno. Ok, allora vi faccio vedere. Dopo il trattamento che lui ti sta raccontando, arriveremo ad avere questa parete, ok? Che è quella che poi ci servirà da colorare. Okay? In pratica sembra lucidata in mezzo con la sua venatura sotto. Ok, quindi questi sono i trucchi di Daniele Templorini che noi sponsorizziamo, perché facciamo così anche noi, no? Più o meno. Però ognuno di voi ha i suoi trucchi, non vogliamo sovrapporci. Istinto, si chiama Segui il tuo istinto, che tradotto in italiano sarebbe fatto un po' come minchia volete, dicono in Sicilia. Scusate, ma... Allora, intanto che aspettiamo, rispondiamo a qualche domanda. Allora, vediamo se... Ho visto tantissime domande, vedo di fare una sintesi. La prima domanda più importante è se sotto c'ho una parete che ha delle tracce o che ha dei problemi, o c'ho del cartongesso, insomma, il nostro lavoro non è preparare le pareti, quindi ovviamente non posso prendermi impegno per voi su cosa c'è sotto. Noi diamo questo primus che è la preparazione perfetta per istinto. Quello che so che adesso c'è in giro un isolante colorato, mi sembra pigmentato, noi lo sentiamo chiamare così, che isola perfettamente e chiude anche quei discorsi delle tracce. Però di più non posso dirvi perché non è un prodotto che facciamo. Poi, prezzi. Naturalmente qua è partito il lot dei prezzi, io sono contento, io vorrei che voi applicaste sempre a 350 euro al metro quadro, perché io voglio avere clienti ricchi, ve lo dico, quindi faccio i cataloghi bellissimi perché spero che voi possiate guadagnare tanti soldi. Naturalmente il mercato, che è un libero mercato, c'è la concorrenza,
vi fate un po' di concorrenza tra di voi, si fanno un po' di concorrenza di venditori. Insomma, siamo in un paese libero dove questa cosa accade. Per cui i prezzi più o meno si livellano. Noi diamo un'indicazione con un listino prezzi che a richiesta, o noi se ci chiamate, oppure il nostro agente, ve lo forniamo con un'indicazione di quelli che sono i prezzi che noi vi suggeriamo di fare, ma che non vi vincolano né in più né in meno. Vi diamo un'indicazione. E sono quelli che vi ho detto prima, quindi una parete di pietra spaccata con tanti colori ci vuole un bel 1.000 euro, sempre come indicazione. Poi, l'altra domanda che era ripetitiva, vabbè, qui ce n'è una interessante, si può applicare su piastrelle? Sì, noi abbiamo un primus aggrappante e faremo tra un po' una serata apposta per spiegare cosa fare sulle piastrelle, però qua abbiamo un maestro, lui ne ha fatte tante di piastrelle. Ecco, qui c'è ancora fissativo, vedi, Giorgio Seminara suggerisce di usare un fissativo. Io, ripeto, questo fissativo pigmentante suona che risolve. L'aurora boreale è bellissima su pietra spaccata, la diamo dentro nelle vene, con ipervetro non sparisce assolutamente. Qui ancora, vedi, si parla ancora delle tracce. Su minimal si può mettere vetro, certamente. Ritoccare un lavoro già finito da eventuali danni tipo traslochi. No, se sei tu ad averla creata lì, con un po' di parsimonia e pazienza. Con pazienza te la cavi, insomma. Non è come le spatola stucchi che deve rifare la parete. Poi si può mettere minimal su pietra spaccata, certo, non ha molto senso, ma si può fare. Poi un po' di complimenti. Sportelli dei mobili in cucina, certo che si può fare. E metti un po' d'acqua sotto la spatola, è quello che hai fatto vedere adesso, no? Sulle venature bisogna fare la stessa forza che sulle parti lisce? Sulle creste, no. Sì. La prima volta devi andare lieve per non cancellare il disegno. Quando a tatto capisci che è indurito un po' il materiale, allora lì vai a risciclare. Ecco, poi qui dice, se voglio cambiare il colore dopo aver dato gioia, ci arriveremo dopo quando abbiamo gioia, però abbiamo anche fatto un video che spiega, si chiama ricolorare istinto, come puoi fare a cambiare colore se non ti piace. Poi, cosa mi dice ancora? Bravo Daniele. Ah, ti ha salutato Stefano Cambi. Ah, ciao Stefano. Eccolo qua, vediamo cosa c'è. Possiamo ripetere il numero di telefono, l'abbiamo messo per iscritto, quindi possiamo, adesso te lo rimettiamo, no, lo rimettiamo ancora per iscritto così. Dicono che ti chiameranno, ti riempiranno di chiamate. Lui aspetta solo quello. Quando riapriranno si può visitare la sede di Milano. Ma a Milano noi riceviamo ancora. Qui a Paderno no, ma lo showroom è aperto. Se vuoi andare, sei benvenuto. C'è lì la Mona che ti aiuta, ma ripeto, anche lei può farti delle bellissime consulenze digitali. Sono più belle le consulenze digitali di Mona di quelle di Paolo, ve lo garantisco. Poi, per l'applicazione su piastrelle c'è bisogno di un aggrappante, il nostro si chiama Primus aggrappante, che è fantastico. Ecco, Paolo Bucciarelli dice, io uso moltissimo, si chiama fissativo pigmentato. Vedi che Paolo mi conferma. Alessandro Morabito dice che non si può tenere i prezzi che diamo. Purtroppo non possiamo qui aprire un dibattito. Magari faremo una serata in cui discutiamo solo di prezzi. Ma stasera discutiamo di applicazioni. 4 ore. €1.000 con finitura di per vetro. No, per vetro
costa tanto, quindi è più impegnativo, bisogna lavorarci di più. Io so se abbiamo un cliente a Napoli molto bravo, magari è qua, che fa queste bellissime pareti, lui cosa chiede? 3 pareti 5.000. 3 pareti 5.000. Poi, una volta asciugato e stinto, si può sovrapporre un altro strato per fare una pietra a rilievo, certo. Poi andiamo giù ancora. Sulle piastrelle è più sicuro passare prima il primus aggrappante, se vuoi metterci la rete puoi metterci anche la rete, ma faremo una serata con questa storia del primus aggrappante perché c'è troppa richiesta. Poi ancora prezzi. Quanti primus avete? Sabbia? Allora, primus, giusto, era una domanda. Allora, il primus sabbia lo dovete usare per tutte le pitture che si applicano a rullo a pennello, quindi le pitture acriliche. Il primus naturale invece lo usate su tutti i prodotti a calce, perché come vi ho detto, il prodotto a calce voi lo schiacciate con la spatola, deve andare ad aggrapparsi dentro questo quarzo che fa questa sabbia un po' più grossa che permette proprio alla pietra, alla calce di aggrapparsi perfettamente. Primus aggrappante sulle piastrelle, ah già 3, quindi primus sabbia, primus naturale e dalla regia mi dicono primus aggrappante, 3, perfetto. Si può fare un tavolo in plastica da giardino? Si può fare, certamente. Quanto incide stendere il prodotto in orizzontale e in diagonale è proprio lo stesso. Allora, ho detto che tutti andate da Mona, assolutamente andate, lei è felicissima. Quanti metri si possono fare con istinto? Quanti ne vuoi? Tu dici al giorno forse, domanda. Quanti metri? Forse intende la latta. Ah, 2 kg, 2 kg, 1 metro. Pablo mi dice, scusami Paolo, ho letto Pablo, corretto. Poi Michele Maccarone fa un complimento alla creatività calabrese, non so. Poi un po' di complimenti, grazie. Poi rimuovere istinto non lo rimuoviamo, gli andiamo sopra. Quindi lo rasiamo e poi gli andiamo sopra con tranquillità. Poi Daniel mi chiede di fargli vedere una pietra che ho fatto io, ma quello non credo che succederà, perché io sono bravo con la lingua e non con le mani. Cosa devo fare? È una caratteristica così. Poi gli stencil li puoi usare tranquillamente. Basta, ci siamo aggiornati sulle domande. Su una parete in cartongesso fatta pietra levigata ci sono delle lesioni del pannello. Come si può intervenire? Su una parete in cartongesso. E poi c'è dentro il pannello di cartongesso si rompe. Sono cazzi, insomma. Sono cazzi, va rifatto, carteggiare, fissativo, primus naturale e rifà il lavoro. Perché si vede che il supporto sotto non è stato preparato idoneamente. Allora, si può andare sopra su istinto anche se fatto con gioia? Sì, ci vai con il primo se vuoi. Sì, esatto. Quindi adesso stiamo scherzando un po', va bene. Se voglio togliere i glitter dalle vene, come posso fare? Perché ho provato con gioia ma non li copre bene. Qui l'unica cosa che ti posso dire, abbiamo fatto questo video, dai una mano si chiama Iperresina, un nostro prodotto che aggrappa su tutto, che è abbastanza coprente, molto più coprente di gioia e che ti toglie sicuramente i glitter. Dopo dovrai tornare sopra con la lavorazione dei colori di gioia che hai dato. Via Lattea su istinto non lo so, sarebbe interessante. Muy lindo los efectos. Saludos dal Perù. Ciao Jorge, grazie che ci chiami dal Perù. Posso colorare la pietra spaccata con la spugna? Adesso, subito dopo, vi facciamo vedere colorare e quindi entriamo in quell'argomento. Va bene.
rispondo all'ultima domanda, poi andiamo a compattare, va bene? Allora, se un cliente indeciso sui colori, posso indirizzarlo per fare una videoconsulenza con voi? Sì, Mona è lì per quello dallo showroom, quindi vi aiuta sicuramente lei. Vai, allora adesso qui entriamo nelle domande di compattatura, facci vedere. A questo punto rispruzzi un po' e... L'acqua adesso in questo caso la teniamo solo per precauzione. Allora, io parto senza acqua. Può succedere che c'è qualche zona fresca ancora, quindi spruzzate con l'acqua, tipo qua è ancora fresco. Non mi piace, faccio così. E comincio a lavorare senza acqua. Dove sentirò frenare la spatola, allora interverrò con l'acqua. In questo caso però faccio anche un altro lavoro. Oltre a compattare, sto creando il disegno che io ho in testa, che vorrò alla fine. Quindi magari questa zona non mi piace perché è troppo crespata, io la bagno e creo queste finiture. No? Tutte queste eccedenze che tu lasci, esatto, sono coloro che si apriranno, esatto, e ti creeranno proprio questo vaso. Esatto. Vedi, ho creato questa, cioè naturalmente... Non togli le eccedenze, ma messi le usi. Le uso a mio favore. Esatto. Adesso in questo caso qua c'è troppo materiale, un po' troppo fresco, io ci vado delicatamente, la lascio lì, me la riprendo dopo. Però nello stesso tempo io sto creando tutto un piano regolare, come se fosse lavorato da una macchina. È comunque una fase di compattatura quella che sto facendo. Sì. Ecco qua volevo far notare l'applicatore che ci chiedeva se strappa. Qua ho passato la spatola, stavo strappando, staccato subito. In questo caso bagno un attimo, sistemo e lo lascio lì. Qua è più asciutto, vado senza acqua. Diciamo che 1.000 euro questa parete vi vale tutti. Ops. Spatola. Allora, intanto che Daniele lavora, ho qua un paio di domande. Istinto in esterno lo sconsigliamo, più che altro non per il prodotto, ma perché i colori che usiamo all'esterno non sono assolutamente resistenti al sole. Se avesse una situazione davvero coperta, allora potete farlo, ma noi lo sconsigliamo. Protettivi acrilici, noi abbiamo addirittura quello epossidico che è ipervetro, quindi va benissimo. Gabriele dice... qui io non ho capito, non ti rispondo perché non capisco. In genere su una lavabile dopo la prima mano si riguarda di stucco. Questo usare il termine riguarda non mi è chiaro, quindi non riesco a risponderti. Le pompette le forniamo noi, queste bellissime pompette con scritto Giorgio Gretan and Friend. Poi, ecco, interessante, per usare una pietra spaccata trattata con ipervetro, che procedimento bisogna utilizzare?
Diciamo che se diamo una piccola carteggiata, poi andiamo su con un primus e va benissimo. Con la spatola in acciaio si formano i segni neri, vedi che stiamo usando la spatola in acciaio, non si formano. In questa fase si può ancora decorare con il tampone per aggiustare le vene? No, adesso è tardi, a meno che... Vai. In questo caso, io nella fase di compactatura c'era la zona con del materiale troppo fresco. L'ho schiacciato, però a me così non piace. Quindi faccio ancora in tempo ad andare a rettificare il disegno e lo lascio lì. Lo schiacci quando sarà il momento. Lo schiaccio quando sarà il momento, sì. Dicono, ma le venature bisogna schiacciarle di meno? In questo caso sì. Però vabbè, devi essere un po' guidato da quello che fai, insomma. Il prodotto ti chiama, noi lo diciamo sempre, questo è un prodotto naturale. Lui ti chiama, tu fai un passo indietro, lo guardi, vedi come fa Daniele, fa un passo indietro, guarda, dà un colpetto e prepara la pietra che vuole. È un lavoro creativo, non è un lavoro meccanico, è un lavoro in qualche modo artistico e quindi automaticamente per quello che vi fate pagare, perché gli asini non possono fare questo lavoro qua. Poi rimangono parecchie uniche. Esatto. Allora, in esterno con silosanico, te l'ho detto, il colore, con la protezione, istinto colorato in pasta risulta più liquido. Sì, a tempi più lunghi, sì. Come posso risolvere? Aspetti, perché non c'è soluzione. Su pietra vissuta si può rifare pietra spaccata, certamente. Togliere la cera. Togliere la cera devi togliere o carteggi o usi un decerante. Poi, allora, Gabriele insiste su quella domanda. Quindi, nel senso, dopo la prima mano si evidenziano le imperfezioni, buchi e magari il frattazzo ha lasciato qualche regatura. Quindi si stucca di nuovo la parte interessata. Ma noi normalmente facciamo una mano sola, però... Sì, lui dice come qua ci sono magari delle imperfezioni della spatola, queste. Quindi in questo caso io posso bagnare e intervenire ancora togliendole. Perfetto. Allora ragazzi, qui c'è Alessandro Ferlaino che ci deve lasciare perché ha un'urgenza. Non ti preoccupare Alessandro, noi siamo qua a divertirci, quindi anche tutti voi, se dovete andare a mangiare o se state mangiando, mangiate pure. Se avete altro da fare non vi preoccupate, noi siamo qua e ci divertiamo, quindi siamo a vostra disposizione. Un bel tutorial come applicare la foglia d'oro. Certo, potrebbe essere una buona idea. La pietra spaccata la puoi lasciare più grezza, certo, è nelle tue mani, sei tu che decidi. In questa fase si può usare lo stencil, certo. No, no, intendo su minimal o su una parete con gioia, non su istinto. Forse mi parla Giuseppe, Gabriele, ci parla di un ritocco. Facciamo così, Gabriele, chiamaci lunedì, Paolo sarà ben felice di darti, magari ti fa anche una dimostrazione. Se devo fare un pezzo piccolo, avete un acceleratore di asciugatura? Direi che è meglio di no, perché istinto vuole i suoi tempi. Massimo mi chiede sempre se la Via Lattea e neve sono prodotti diversi o uguali. Allora, adesso la Via Lattea con la nuova formulazione è bellissima, la vedi qua, ha un effetto meraviglioso. Adesso si applica anche a rullo in 2 mani e è tanta roba. Quindi in questo momento io sinceramente sono più innamorato di Via Lattea. Se ti piace di più neve, puoi usare neve e più macchia di più. Ecco, questo invece la Via Lattea è più uniforme. Poi questa domanda
Giustissima. Daniele, se l'acqua goccia su pietra spaccata, che succede in fase di pittura? Rimane il segno? Allora, l'acqua succede anche a me. Allora, succede in due casi. Se voi siete un po' tagliati, usate l'acqua distillata. Oppure dovete andare sempre a intervenire con la spatola, perché se lasciate la goccia, la colata, diciamo, quella rimane anche dopo. Se voi invece prima di finire la parete lisciate, non avete quei problemi. Quindi, ribadisco, poca acqua. Soprattutto se posso aggiungere su muro naturale, pietra levigata, cioè diciamo tutto istinto muro naturale colorato in pasta, che già lì l'acqua è molto pericolosa. Federico mi chiede se abbiamo degli stencil. Abbiamo quelli nostri con le colonne molto classici. Stencil di vario tipo, vai su internet, ne trovi una montagna, quindi no. Questo è bello. Francesco dice, il mio rivenditore non era nemmeno a conoscenza della Via Lattea a rullo. Spero che gli hai spiegato, così la prossima volta lo sa. Comunque parla con la gente, che così risolviamo anche quel problema. Allora, Andrea mi dice che grazie per il tempo, ma non avete risposto al problema. Allora, ve lo dico subito, qui sono scorse circa 1000 domande. Se ne ho persa qualcuna, scusatemi, però siamo qua lunedì, a quel numero rispondiamo a tutte le domande. Trucchi per chi come me lavora da solo anche in pareti grandi. Daniele lavora in pareti grandi, dagli qualche trucco. Quello che posso dirvi io, uno dei trucchi più consigliati è, come nel mio caso mi capitano pareti di 5-6 metri di altezza da fare, stendete istinto 4-5 metri quadri e disegnate subito. Man mano andate avanti così a pezzi, in modo che dopo la compattatura risulta più semplice, perché se voi volete stendere dall'inizio in alto, ora che arrivate al basso, è già tutto asciutto, non uscite più. Allora, domanda, cataloghi a casa no, potete però, ripeto, chiederle ai nostri agenti o ai nostri rivenditori. Poi, questo abbiamo già risposto. Ciao Vincenzo. Vincenzo Manna ci saluta. Poi c'è Elton Jones, questo è bellissimo, Re Bonato. Ma esiste ipervetro opaco? Ti sei perso una dimostrazione settimana scorsa? Certo, e ipervetro dopo gli dai il nostro vetro opaco a rullo e viene una figata. C'è un video su Via Lattea a rullo, certamente, lo trovi anche quello sul web. Con ipervetro quanti metri quadri si fanno? Quello dipende dagli spessori che tu dai. Poi, domande, qualcuno vuole fare della domanda dalla Germania? Ma assolutamente sì. Poi, levigare la parete con una rota orbitale non serve prima di applicare istinto. Guardate, io dico che dobbiamo smettere di rispondere alle domande perché sennò non finiamo più. Qui siamo a posto? O dobbiamo dare ancora una passatina o la vogliamo dare? Andrebbe fatto l'ultimo passaggio di lucidatura, però allora, diamo il nero lì e poi dopo diamo l'ultimo passaggio, va bene? Dai, allora a questo punto Paolo, facci vedere tu, non facciamo lavorare questo vecchio stanco? Esatto, fagli vedere l'ultimo trucco, vai. L'ultimo trucco, diciamo, per quando soprattutto avete voglia di avere, che ne so, 200 colori di pietra spaccata finiti con il gioia. Qui in questo caso la vedete realizzata, quindi ha, come qua, una mano di istinto bianco, asciutto completamente, quindi siamo al giorno dopo, e per ottenere questa parete, quindi questo foglio, in questo caso nero, utilizzo questo attrezzo di lavoro, cioè un rullo. Uso il rullo sempre della Giorgio Graisa e a questo punto verso gioia diluito sempre al 30%, utilizzo il rullo in questo modo, andando immediatamente a ottenere un'ottima copertura.
Allora, noi nei nostri tutorial abbiamo sempre parlato di applicare con la spugna. La spugna funziona benissimo, ripeto, oramai sono 10 anni che usiamo quella e quindi non vogliamo negare quello che ha funzionato fino ad oggi. Adesso Paola vi sta facendo vedere un trucco per fare prima e per riempire meglio i buchi di pietra spaccata. Come vedete c'è una grandissima copertura. Ha un altro piccolo vantaggio il rullo, che se tu applichi con la spugna devi stare un pochino attento a dare il prodotto abbondantemente, perché potrebbe venire in evidenza la fase madreperla perlescente di gioia, e quindi quello che succede è che magari vengono delle striature bianche che sono anche belle, possono essere anche parte del disegno. Quindi potete gestirla voi questa cosa. Questo è un trucco e poi voi decidete se siete abituati con la spugna, andate pure avanti, tenete solo presente che adesso abbiamo questa alternativa. Ecco, mi raccomando, quando rullate, fate quel movimento di classe di inginocchiarvi con la mano dietro, come fa Paolo, perché questa è la vera classe dell'applicatore col rullo. No, scherzo. Bravo Paolo, Grazie. stai muovendo come un attore del rullo, bravo. Allora, ecco qua, Andrea mi richiede problemi perché Istinto sbollava con il cartongesso. Allora, la risposta l'ho data, adesso c'è questo fondo pigmentato che risolve tutti questi problemi, quindi fondo pigmentato. Rullo a pelo raso. Noi usiamo sì un rullo abbastanza a pelo raso, quello che usiamo per via la Via Lattea. Ma un fissativo prima di gioia non serve? In questo caso no, perché istinto e assorbente, gioia viene assorbito completamente e copre in modo egregio. Paolo, ti hanno beccato ancora? Alzati i pantaloni. Gerardo Palladino dice sex Paolo. Non ho mai visto nessuno fare pietra spaccata con Istinto colorato. Sì, infatti una volta noi lo facevamo e si può ancora fare se non vuoi dare gioia. Lo spacco fa parte del pittore creativo, anche questa rivolta a te. Insert coin, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo non te lo dico se no lo so. Gianluigi Nicotra. Virginio l'ho sempre fatto con pasta colorata. Il nostro catalogo ti dice cosa fare. Non ha capito il nome del prodotto che sta dando a rullo, tu segui sul catalogo, c'è scritto tutto. Comunque è gioia. Paolo, hai colpito, porta biciclette. Ecco, Christian lui lo fa senza gioia perché così è più naturale, hai ragione, quello è un altro... dipende cosa cerchi, insomma, la grande qualità di Segui il tuo istinto, a parte che mette in evidenza la vostra creatività, è che è un prodotto duttile. Cosa vuol dire? Vuol dire che di sua natura è totalmente traspirante, naturale, da tutte le garanzie in questo senso. Però si può lavorarlo con prodotti diversi e quindi abbiamo altre performance. Può diventare lavabile, può diventare super lavabile, può diventare lucido, super lucido, opaco, satinato. È dentro nelle vostre mani.
Vedi, questo ragazzo dice che lui lo preferisce naturale. Io le faccio tante naturali. Appunto. Infatti è quello che ho detto adesso, risponde a tutto, no? Si può dare a rullo anche il gioia nella pietra spaccata precedente? Quando asciutto sicuramente. Adesso noi abbiamo fatto vedere nel primo pannello l'applicazione di istinto. Adesso facciamo vedere l'applicazione di gioia, la prima mano. Naturalmente per andare, vedete che la copertura non è totale e quindi bisogna aspettare che asciughi un po' e poi gli diamo la seconda mano e diventerà come quello di fianco. Fabio, fagli vedere quel pannello là. Con la seconda mano diventa così che è già finito così, a me piace un casino, già nero così, uno spettacolo. Poi me lo immagino con ipervetro, è già meraviglioso. Come viene fuori, anche se in realtà il prodotto è ancora bagnato, però è in questa fase di tiraggio dove ti permette di dare questa seconda mano e di andarlo a riempire. La facilità del rullo ti permette appunto di non avere questo continuo movimento e vai a incassare subito il nero, in questo caso nelle parti bianche, e sei subito semplicemente in copertura. Allora, non vedo l'utilità del rullo se mi trovo bene con la spugna, esatto. Assolutamente. Anche continua a usare la spugna. Noi ti diamo un trucco, poi tu naturalmente segui il tuo istinto che va benissimo. Giuseppe invece dice per velocizzare la prima mano si può fare a rullo. Esatto, questo è quello che noi vi stiamo raccontando oggi, ma che non è una verità assoluta. È un trucco, è un suggerimento. Con rullo consumiamo più materiale, più o meno dovrebbe essere lo stesso. Gioia diluita al 30%, una replica di questa riunione ci stiamo organizzando. Non si rischia a rullo di fare attaccature? No, assolutamente. Bisogna lasciare parecchio materiale quando si fa gioia. In questo caso capisci bene che dal bianco andiamo al nero, quindi è chiaro che ci vuole un po' di materiale. Pietra spaccata dietro la cucina con ipervetro rischia di bruciare, no? Poi, grazie per i complimenti. Poi, senza pensare a tutte le difficoltà di applicazione che sono quasi impossibili. Se dovessi usare con la dovuta preparazione istinto un muro naturale sul pavimento, resisterebbe alla pressione del calpestio? Sconsigliatissimo. Col rullo si inizia le venature, si riempiono le venature. Avete mai provato a colorare la pietra spaccata a spruzzo? No, ma se l'hai fatto tu, dici com'è andata. Ripassava il rullo sul prodotto in fase di scissicatura. Sì, l'ho appena detto, diciamo che non è corretto, ma insomma qui stiamo forzando i tempi. Rimane bella compatta, esatto. Il rullo lo trovo da rivenditore, sì. La replica ci stiamo organizzando. A spruzzo no. Va bene, allora ragazzi, qua sono le 8:30, stasera stiamo sforando. Quindi voglio sapere se siamo pronti, vuoi dargli un colpetto qua o se andiamo a colorare? Allora, facci vedere come colori le vene, perché è un punto fondamentale, quindi... Allora, eccoci qua. Qui vediamo un po' di spugne e a questo punto andiamo a mettere un po' di bianco e poi dopo con la spugna bagnata lo andiamo a tostare dove vogliamo. Ecco, se vogliamo pulire, bagniamo un po' di più. Adesso possiamo
bagnare, perché ovviamente adesso la parete c'è su gioia, quindi non assorbe più. Domenico Ursi dice, invece che colorare in nero, si poteva utilizzare istinto nero? Certo che sì. Anche questo però, diciamo, colorare con gioia potrebbe essere una semplificazione, perché se tu usi istinto colorato molto scuro, l'abbiamo detto prima, diventa un po' liquido e quindi diventa un po' complicato. Invece in questo modo è più semplice. Ecco qua vedete che Daniele sfuma, quindi fa entrare il colore dentro nella vena e poi fa queste sfumature qua. Questo è proprio istinto. Tutto quello che vi posso raccontare è fate sempre un passo indietro e guardate quello che avete fatto. Allora, intanto che vedete Daniele, qui è tutta gestualità, rispondo alle domande. Ipervetro va direttamente sul colore o va prima vetro? Allora, se hai dato gioia, puoi andare direttamente con ipervetro. Se vai su istinto, che è molto assorbente, allora devi dare prima vetro diluito e poi dopo vetro puro e poi dopo ipervetro, perché non deve più, per dare ipervetro, istinto non deve più essere penetrato dall'acqua, quindi devi avergli fatto una barriera. Si può adoperare anche il gioia nero su istinto per realizzare il finto marmo? Sì. Il bianco è white pen, sì. Possiamo andare con gioia rullo anche su pietra zen? Paolo giura di sì, lui l'ha fatto, mi ha fatto vedere il pannello e è venuto molto bene. Allora, istinto nero, vetro e poi gioia per sfumature si può fare. Quindi, se capisco bene, vuoi dare vetro e poi dopo vuoi dare un po' di gioia successivamente. Si può fare, sì? Il colore che Daniele stava utilizzando è puro o diluito? È diluito. Bella quella vena, mi piace. Fabio, vieni indietro, fai vedere un po' più in distanza questo lavoro che sta facendo. Poi, domanda fuori contesto. Omar Pedrini, ciao Omar. Ipervetro che tipo di manutenzione può avere? A distanza di qualche anno, se si dovesse rovinare, sbiadire, opacizzare, allora non si rovina, non sbiadisce, non si opacizza. Si può ripassare, lo carteggi e lo ripassi, sempre quando vuoi. Addirittura gli puoi dare sopra vetro o vetro opaco, quindi problemi non ce n'è. Certo, soprattutto se dai vetro opaco, per esempio, dovrebbe aggrappare comunque. Una carteggiatina dopo anni potrebbe anche non guastare. White paint può essere usato al posto di gioia? Certo, non cambia nulla, solo il colore. Lorenzo va a mangiare, bravo Lorenzo, tra un po' anch'io. L'arancio è AM, in questo caso è AA e oro AA, come da campionario. Bella avena, bella avena. Il prodotto che sta usando bianco è white paint e l'arancio, l'ho già detto, è come da catalogo, è in questo caso AA. Il colore bianco è white paint, il colore va diluito al 30%, il listino prezzi devi chiederlo al tuo agente di zona, anche lui lo trovi sul nostro sito, oppure chiamaci, scrivici, mandaci un piccione, qualsiasi modo, noi siamo qua. Allora, questo è curioso. Mi potete dire qualche piccola cattiveria del mestiere per fare la sfumatura? La sfumatura è la parte dove ho più difficoltà con la pietra spaccata. Allora, Daniele, vai, confessati, su.
Confessati, vogliono sapere i tuoi trucchi per la sfumatura. I trucchi per la sfumatura, allora devi partire dall'ABC, intanto sapere mischiare i colori e poi usare dei colori chiari e dei colori scuri, ma sempre partendo piano piano. Vi spostate, fate una giusta miscelazione. Fate sempre un passo indietro, lo dico sempre, perché se fate un passo indietro, vedete cosa state facendo e potete correggere. Poi una cosa che lui fa molto bene, non carica tutti i tagli di colore, ma resta veramente poco, soprattutto l'arancione, che è un colore molto aggressivo e che quindi ne usa nella giusta quantità e poi ovviamente sfuma in questo modo. Anzi, Con tra l'altro l'acqua, passa l'acqua e sfuma, no? sta usando una spugna sola. Non ho l'audio. Ottimo. Se gli sto... Ah, devo stare di qua. Okay. Che tipo di coloranti usate? I nostri? Il nostro catalogo, anzi, facciamolo vedere così. Vediamo se trovo un catalogo distinto, vengo io. Eccolo qua. Vengo da te, Fabio. Ecco, a proposito di stencil, questi sono i nostri stencil, questi sono bellissimi, ci vuole il coraggio per farli, ma sono una figata. E poi questi, a me piace molto anche questo concetto qua, cioè fare una colonna, una finta colonna in alto rilievo. Io lo trovo bellissimo. Allora, eccoci qua. Allora, qui c'è tutta la sequenza, quindi istinto, gioia 1SC, gioia 1SC che abbiamo dato a rullo, e poi queste sfumature 1AA e 2040 che sarebbe white pen. E poi gli abbiamo dato sopra vetro lucido. Stasera non vi facciamo vedere vetro perché per questione di tempo, e non vi facciamo vedere neanche per vetro, ma potete scegliere voi cosa date quando avete applicato gioia. Se invece date istinto senza gioia, in quel caso è più consigliabile andare con la cera. Istinto, non c'era un nome più azzeccato, è vero, questa volta il nome l'ho proprio centrato. Sì. Scusa Giorgio, quando ci saranno nuovi corsi? Venerdì prossimo c'è un corso, facciamo una replica dell'ultimo corso che abbiamo fatto, pietra levigata opaca. Poi vi manderò l'invito sul gruppo. Quanto diluisci il colore? Lo ripeto, 30%. Antonio Tesi dice che sta venendo fantastica. Vabbè, Templorini è una sicurezza. E poi siamo qua per quello. Siamo qua per farvi vedere qualcosa di bello. Come dicono qua dalle nostre parti, non siamo qui a pettinare le bambole. Siamo qua a seguire l'istinto anche noi. Poi i glitter dentro vetro. Allora i glitter, se tu vuoi mettere i glitter, adesso nelle vene pigli i glitter e glieli metti dentro. Dopo sopra gli dai vetro, non metterlo dentro vetro. Sto facendo un lavoro con gli stencil, è meglio una pietra levigata o una pietra spaccata. E lì devi seguire il tuo istinto, non ti posso aiutare. Come si può restare aggiornati su questi corsi? Basta che ci segui sul gruppo. Il gruppo si chiama quale gruppo? Dice Andrea. Allora, faccio due parole. Noi abbiamo un gruppo che si chiama I Pittori Creativi su Facebook. I Pittori Creativi. Quindi, dentro questo gruppo, molti di voi pubblicano i loro lavori. In questo modo c'è uno scambio culturale che aiuta tutti e che ci permette di crescere insieme, impariamo tutti insieme e tra l'altro in questo gruppo noi ogni mese scegliamo i 5 lavori che riteniamo meglio fatti, li facciamo votare da voi e ogni mese
c'è un vincitore. Cosa vince il vincitore? Facciamoglielo vedere, va, che questo è sempre arrappante. Fabio, vediamo se riesci a tirarti su. Facciamo vedere questa meraviglia. Vince, questo è un simbolo, ragazzi, non pensate che andate a lavorare con questa spatola, perché non credo che lo farete. È una spatola dorata, non d'oro, perché non siamo mica matti. È una spatola di Paint Revolution. Questa l'abbiamo coniate quando abbiamo fatto Paint Revolution, oramai 4 anni fa in questo periodo, ed è un simbolo. Quindi ogni mese il vincitore vince una di queste e uno zaino. Quindi andate su questo gruppo, pubblicate e soprattutto siete al corrente di tutte le nostre novità, incluso quando facciamo i corsi. Robby, mi stretta, mi fai i complimenti per le mie battute un po' spinte. E ti ringrazio perché qualche volta in famiglia mi criticano un po' perché sono troppo aperto, ma insomma ho fatto un prodotto che si chiama Spirito Libero, quindi faccio un po' di fatica a finire dentro negli schemi. Vetro a pennello oppure a spugna? Ma guarda, qui c'è un dibattito che si apre che metà basta. Io dico a pennello, però molti fanno la lavorazione a spugna. Allora, Giuliano dice che non riesce a far capire la bellezza di questa parete. Io ti do un consiglio, Giuliano, comprati uno zaino e vai in giro con quello zaino, vedrai che riesci a convincerli. Questo signor Ciprian dice che gli è arrivato l'invito tramite la mail. Certo, ti manderemo anche una mail. Per realizzare una parete finto marmo devi aspettare ancora un po' che stiamo facendo un catalogo. Luca Fasto dice: mi commuovo, abbinamento di colore impeccabile. Grazie. Si possono aggiungere ancora i glitter alla Via Lattea? Sì, sei un po' fuori contesto, ma va bene. Complimenti da Massimo Gallo. Su istinto si può andare direttamente con ipervetro? Sì, se hai dato gioia, come in questo caso. Marco Presti ha detto: meravigliosa, ti assumo. Non so se assume me o se assume te. Comunque abbiamo del lavoro garantito, Daniele. Magari ci assume tutte e due. Questa è pura arte, ma non capisco perché non possiamo chiedere i prezzi di Van Gogh. Per me potete farlo, ve l'ho detto, io vi voglio ricchi. Dopo aver dato gioia nero, quanto tempo bisogna aspettare per le vene? Ah, basta che sia toccabile, gli puoi andare dentro, perché anche se sfuma un po' non è un grosso problema. Abbiamo dato la seconda mano SC con rullo, come mai con la spugna? Allora, ti sei perso un pezzo, sì. Noi consigliamo la spugna in tutti i tutorial, quindi la spugna va bene, va assolutamente bene al 100%. Oggi facciamo vedere i trucchi. Questo trucco con rullo l'abbiamo sperimentato qua, funziona bene, è più veloce e quindi ve l'abbiamo fatto vedere. Ma se vi trovate bene con la spugna, andate avanti con la spugna. Gioia va dato a completa essiccazione di istinto? Sì, quello sì. Istinto deve essere asciutto prima di dare gioia. Vincenzo Manna, io c'ero alla Paint Revolution, lo sappiamo, io ho vinto la spatola, bravo. Giuseppe Russo deve staccare, andate tranquilli, noi stiamo qua a divertirci, quindi non c'è problema, poi andiamo a mangiare anche noi, peccato che i ristoranti sono chiusi. Costo dello zaino, a occhio meno di 100 euro, in questo momento non me lo ricordo. Cosa si vince sul gruppo? La spatola d'oro, perché dice che si è perso. Luigi Dioguardi dice: lo zaino micidiale, il cliente tocca con mano. Allora Paolo, questo è bellissimo. Gerardo Palladino dice: complimenti Daniele, senza sminuire sex Paolo. Gerardo, sei un intenditore.
Giuseppe Farace dice: ipervetro si applica sulla spatola? Assolutamente sì. Dove si può acquistare il guanto che porta Daniele? Guanti ne abbiamo regalati tanti tramite rivenditori, e se ce ne hanno ancora dovresti averne. Io non so se noi ne abbiamo ancora. Allora Daniele, la parete mi sembra che è a posto, giusto? Allora, esatto, se noi seguiamo il tuo istinto, adesso qua c'è ancora questa macchia perché si deve asciugare, giusto? Le vene sono bellissime. Fabio, fai vedere da vicino, guarda questa vena, e a vederla dal vivo è veramente spettacolare. Anche il vetro, col vetro ancora più bello. Con vetro, vabbè, con ipervetro addirittura, però questa vena che tu hai fatto tra la lavorazione iniziale, che vedi, c'è questa vena sottile, c'è questa vena grossa, ok? Quest'altra vena da grossa che diventa sottile e poi sfuma così. Questa sembra una vera pietra, quindi io penso che stasera abbiamo fatto bene il nostro dovere. Giorgio, se vogliamo dirla tutta nel gergo attuale, tanta roba. Tanta roba. Questa roba spacca, pietra spaccata, spacca, bravo, dalla regia suggerisco. Allora, adesso questa la lasciamo un attimino asciugare, poi la veniamo a riguardare per salutare. Ci resta da dare quella compattata su quella. Vabbè, questa qui adesso ancora bisogna dargli un'altra mano per andare a chiudere, però questo non stiamo a farvelo vedere perché è ora di andare a mangiare. Invece adesso è importante dare l'ultimo colpo per lisciare tutte le piccole imperfezioni. Vediamo. Adesso questa è l'ultima fase. Quindi lucidato sia la cresta e sia la parte liscia. Ecco, adesso Daniele sta dando l'ultima lisciata. Questa è fondamentale per chiudere completamente tutti i pori, in modo che poi dopo, quando andiamo ad applicare gioia, l'applicazione diventa facilissima. Ci è voluto un'ora per andare a dare l'ultimo colpo. Oggi ci è voluto un'ora. Allora, ancora qualche domanda? Ipervetro a rullo a pennello io lo faccio, ma bisogna diluire con diluente epossidico. Michele, prendo nota, veramente non immaginavo che si poteva fare. Poi vediamo qualche altro messaggio. Abbiamo lasciato Andrea a casa sotto le coperte, lo scaldabagno. Dopo anni si può ricolorare pietra spaccata, certo. Lo zaino cosa comprende? Lo trovi sul nostro sito per acquistarlo online, comprende 16 o 14 piastrelle di vario tipo. Aline Balmus dice che c'è sempre da imparare da Batman, che sarebbe evidentemente Templorini. Splendida parete, Pablo. Questa è più bella di quella del catalogo, ma ci sta perché questa l'abbiamo fatta oggi, il catalogo l'abbiamo fatto 9 anni fa, quindi abbiamo imparato un po' di cose. Daniele Viselli c'ha uno showroom e i clienti sono contenti. Ciao Dani. Ciao a tutti, benissimo, adesso è ora di andare, avete ragione, anche noi abbiamo fame, abbiamo sforato stasera di un bel 15 minuti, vetro e acrilico, sì,
bel rumore. La registrazione della dimostrazione in questo momento non c'è, ma ci organizzeremo e vi faremo sapere. Grazie per aver condiviso, sarebbe stato meglio con assembramento. Concordo assolutamente. Bellissima serata, ottimo. Quindi direi che siamo arrivati a un punto in cui possiamo tirare le somme. Prezzo totale per 12 metri, l'ho detto prima. Al materiale no, adesso non posso farti il conto. Poi grazie. Come rifare istinto sopra istinto cerato, l'ho detto prima, devi togliere la cera. Grazie a tutti, fantastico. Allora io direi a questo punto, se volete salutarci dal vivo, vi apriamo i microfoni, quindi ci possiamo salutare. Ci sono ancora 330 partecipanti e questo veramente mi onora, sono veramente onorato di riuscire a Va bene, apriamo. Grazie. Oh, vedrai, se no, tutti Ciao Attilio. Carnevale.